Da ieri sera la Confraternita Misericordia di Favara ha una nuova ambulanza. Dopo 3 mesi da quel brutto incendio che distrusse completamente il mezzo che si trovava parcheggiato presso la sede di Via De Gasperi, la Confraternita è riuscita a dotarsi nuovamente di un'ambulanza. Senza non pochi sacrifici, grazie ai risparmi derivanti da una oculata gestione effettuata negli anni dall'associazione e a un proprio contributo economico, si è riusciti a ridare alla città questo importante mezzo e quindi a poter riavviare dei necessari quanto importanti servizi a favore della collettività. Questa ambulanza è stata acquistata grazie ai risparmi che abbiamo fatto in questi 2 anni, perché l'altra ambulanza l'abbiamo comprata nel 2016, quindi con i soldi che siamo riusciti a risparmiare e poi un contributo che abbiamo messo volontario e poi qualche associazione ci ha aiutato con qualche contributo, siamo riusciti ad acquistare questo mezzo. Lo speciale mezzo, ci spiega il governatore Giuseppe Castronovo, è attrezzato per la rianimazione grazie alla donazione di un defibrillatore, di un ventilatore polmonare e di altra attrezzatura per sopperire alle emergenze. Questo mezzo ci garantirà di riprendere tutti i servizi che noi già da 3 mesi fa abbiamo tralasciato, quindi possiamo affrontare di nuovo le manifestazioni, le trasferte degli ospedali, le manifestazioni sportive. Al taglio del nastro e all'inaugurazione della nuova ambulanza, oltre al governatore e al direttivo della Confraternita, erano presenti diversi volontari, nuovi e vecchi, gente comune che non ha voluto mancare a questo importante momento, e l'arciprete Don Giuseppe D'Oriente, che dopo un breve discorso di augurio ha benedetto i presenti e il mezzo. All'incontro erano presenti anche il medico dottor Diego Virgone, che ha già donato alla Confraternita il defibrillatore, e il dottor Angelo Todaro, noto imprenditore nel campo dell'eolico, solare e delle biomasse, che donerà una sedia cardiopatica di ultima generazione. Insomma, la Confraternita Misericordia di Favara riparte e lo fa nel migliore dei modi, offrendo più servizi con attrezzature sempre più all'avanguardia. Al termine dell'inaugurazione, avvenuta in piazza Cairoli, a pochi passi dalla farm e dalla chiesa madre, degustazione di Cugiruna offerti dal locale Dammusi. Per quanti hanno voluto poi a rinfrescare la calda serata estiva una gustosa e dissetante grattatella.